Treviso, Padova, Verona, Vicenza e Città Metropolitana di Venezia. Il presidente della regione, Luca Zaia, ha dichiarato per queste 5 province lo stato di crisi in seguito al maltempo di lunedì sera. Il decreto rimarrà aperto in attesa che i comuni effettuino un preciso censimento dei danni provocati alle opere pubbliche e ai privati. È stato il vento a causare i problemi maggiori, abbattendo alberi e spezzando rami. La caduta di piante sta diventando una costante in caso di temporali, con tutti i rischi che questo comporta, soprattutto a livello di viabilità. Fausto Pozzobone, esponente di Lega Ambiente, spiega che il problema nasce a monte. Sicuramente il cambiamento climatico incide, quindi grandi movimenti di aria, grandi venti. Però poi bisogna vedere dove sono stati piantati, insomma. Qua abbiamo un esempio, poi lo vedremo, un esempio di come non si devono piantare gli alberi. Il filare lungo questa strada a Macerata fa riflettere: gli alberi piantati non hanno neppure lo spazio per svilupparsi. Qua le radici non si sviluppano perché poi magari sotto c'è anche cemento e cercano in tutte le maniere di sopravvivere e le radici sono compresse all'interno di aiuole strettissime. E quindi quando arriva un temporale, arriva un po' di aria, assolutamente questi schiattano. Piante sofferenti e quindi più esposte alle malattie, tanto da spezzarsi anche a metà tronco. Dobbiamo cominciare a pensare a zone per le piante completamente diverse. Dobbiamo pensare a più zone dove poter creare boschi. Gli alberi vanno potati in modo da equilibrare le chiome e nutriti adeguatamente. Detto questo, è anche vero che ogni qualvolta si ipotizzi di rimuovere piante pericolose o malate, insorgono gli ambientalisti. Questa sensibilità che però secondo me dovrebbe essere incanalata, e qua penso che ci siano responsabilità anche da parte delle associazioni ambientaliste, sia incanalate all'interno di un ragionamento per cui tu sacrifichi un albero e hai la possibilità poi di piantarlo non un altro albero, ma 2 o 3 altri alberi all'interno di strutture boschive.